siamo qui per farvi conoscere il nostro punto vendita. Questo è un punto vendita particolare, è stato creato apposta per fornire al consumatore i prodotti dell'agricoltura direttamente, quindi a chilometro zero. Noi agricoltori abbiamo avuto l'idea di mettere a disposizione la nostra esperienza e ci siamo proposti nel mercato fornendo i nostri prodotti direttamente. Oltre a questo abbiamo fatto un passo successivo, siamo andati a cercare dei prodotti che siano del territorio nazionale, quindi non a chilometro zero, però comunque provenienti dall'agricoltura. Certo che manteniamo sempre la filosofia della stagionalità, quindi se voi troverete nel nostro punto vendita delle arance, saranno delle arance di Andrea, che è quell'agricoltore che viene a portarcele direttamente dalla Sicilia, piuttosto che un altro che non conosciamo. Noi abbiamo voluto far partire questa iniziativa perché credevamo opportuno far conoscere, oltre i nostri prodotti tipici al consumatore, anche la provenienza, cioè anche quello che c'è dietro ad ogni prodotto, quindi la storia, quindi la tradizione, quindi tutto il lavoro che viene fatto dall'agricoltore fino a chi ve lo consegna, che però in questa circostanza sono la stessa persona. Il consumatore finale ha la possibilità di trovare il prodotto, di vederlo, di osservarlo, di assaggiarlo e poi successivamente di acquistarlo. La convenienza per il consumatore sta nel fatto che il prodotto è fresco. Il nostro prodotto viene raccolto il giorno della maturazione, cioè quindi viene raccolto il giorno stesso e poi viene successivamente dato al consumatore, mentre il prodotto che voi andate ad acquistare in una grande distribuzione ha fatto un percorso, quindi è stato raccolto crudo, tra virgolette, e di conseguenza il prodotto quando arriverà da voi sarà maturo, ma maturato in modo non naturale, cioè non attaccato all'albero. Quando incontriamo i nostri prodotti, quando il consumatore finale va ad osservare il nostro prodotto, si accorgerà che c'è un cartellino dove viene specificata la provenienza del prodotto, quindi il nome dell'azienda agricola, il territorio da cui proviene e soprattutto se il prodotto è naturale o biologico. Naturale significa che è un prodotto che non ha subito eccessivi trattamenti per la sua creazione e nello stesso tempo i prodotti invece biologici li conosciamo, sono quelli che sono certificati. Oltre a questo tipo di prodotti incontriamo degli altri prodotti che sono dei prodotti del territorio sempre, ma che magari non hanno una provenienza prettamente ed esclusivamente agricola. Esempio, troviamo del pane, troviamo del vino che sono comunque stati lavorati, alcuni all'interno della stessa struttura delle aziende agricole, oppure l'azienda agricola si è appoggiata a delle realtà esterne per la propria produzione, per la propria lavorazione. Noi abbiamo la possibilità di fornire tutte le informazioni legate a quel prodotto. Andiamo a conoscere, oltre alle aziende agricole, il prodotto che queste aziende ci propongono. Produciamo tutti i raccolti grandi, tipo mais, soia, grano, pioppe, e abbiamo una relativamente piccola dimensione per coltivare le verdure. La nostra azienda che lavora, che l'abbiamo noi in proprietà, è da prima della seconda guerra mondiale e che ha cominciato a fare queste cose è da circa 7-8 anni. La gente deve sapere chi produce materialmente questa roba e soprattutto avere anche la possibilità di conoscere il proprietario, e noi questo l'abbiamo messo. Sono qui a rappresentare i prodotti che noi facciamo. Noi lavoriamo oca e maiale. L'importanza di questa dimostrazione è proprio il fatto di arrivare come produttore al consumatore finale, trasmettere quello che noi sappiamo in modo che il consumatore finale ci veda in faccia. Io dico sempre che noi prima vendiamo la faccia, poi vendiamo il prodotto. Qui potete trovare nel nostro punto vendita, per esempio, dei prodotti che non trovate assolutamente in un'altra realtà. Abbiamo la mozzarella di bufala, è un prodotto fatto da un agricoltore del territorio, lì ci sono 500 bufali. Come questo prodotto troviamo altri prodotti che possono essere appunto il salame nostrano, però da fare ai ferri. Questo è un prodotto tipico di un'altra azienda agricola di Saonara e anche qui dovreste sentire l'odore per sentire quanto buono è, in quanto è fatto soltanto con sostanze naturali, cioè qui c'è soltanto l'aggiunta di sale, non c'è altro. Un'altra cosa particolare che vorrei farvi vedere che non hanno tutti è
questa noce qua. Cos'è questa noce? Sono brutte, sono scure, in realtà non sono state trattate, sono naturali, quindi praticamente non sono state lavate con la soda. Questo è un prodotto però naturale, al palato è molto più dolce ed è prodotto dalla nostra azienda agricola, dalla Tenuta Civrana. Abbiamo diverse provenienze di carne. È interessante questo tipo di approccio con il prodotto, perché non stiamo parlando di prodotti che sono agricoli e allora sono rustici, non è questo il concetto. Il concetto è che comunque qui avete la possibilità di trovare dei prodotti che sono comunque pronti da essere cucinati, ma che però hanno comunque una loro caratteristica non solo di qualità ma anche di praticità, sostanzialmente, perché giustamente oggi come oggi non abbiamo tanto tempo per lavorare, per cucinare, ma se possiamo cerchiamo anche noi di venirvi incontro con i nostri prodotti. I produttori propongono direttamente assaggi al pubblico e praticamente promuovono direttamente il prodotto come fosse una pendice della propria azienda. È un modello sicuramente in controtendenza, ma forse che va in aiuto ad una crisi che sta taglieggiando pesantemente i bilanci familiari. Un modello che potrebbe essere ripetuto anche in altre aree del nostro Veneto.